È un Veneto multiforme, ricco di storie e di presenze culturali, quello immortalato dai partecipanti al concorso fotografico Paesaggio Veneto, luoghi, persone, prospettive, la cui cerimonia di premiazione ha avuto luogo ad Arquà Petrarca, in provincia di Padova. Indetto dalla Regione Veneto, il contest ha riscosso un grande successo. Alla giuria sono arrivati ben 1568 scatti. La cosa che ci ha in qualche modo sorpreso, 600 partecipanti a un concorso di fotografia. Quindi immaginiamo quanti veneti sono qua, giovani, meno giovani, appassionati, professionisti, ma soprattutto un materiale straordinario che voleva essere e sarà la base per in qualche modo affrontare il tema del piano paesaggistico regionale. Perché credo che non basti qualche consulente che ci dà qualche buona idea, ma forse vedere, analizzare sia il bello del nostro paesaggio, sia anche qualcosa che va da questo paesaggio cancellato in qualche modo, perché questo è il senso di questo concorso. Il Veneto è fatto di tante realtà che la giornata che oggi stiamo vivendo qui ad Arquà, che celebra attraverso le foto di giovani sotto i 18 anni, quelli sopra i 18 e dei fotografi, fa vedere come un occhio attento, anche con una forte carica poetica, riscopre un Veneto che può ancora essere salvaguardato. Foto che sono spunti di riflessione e che saranno utilizzate come segnalazioni utili alla redazione del piano paesaggistico che la Regione sta sviluppando d'intesa col Ministero per i beni e le attività culturali. In ballo c'è la definizione del nuovo orizzonte veneto che dovrà saper conciliare le sue bellezze naturalistiche con gli effetti di 30 anni di intensa vocazione industriale. L'obiettivo è riuscire a riconvertire alcuni capannoni per integrarli all'interno di un paesaggio che è stato tradito negli anni 60 e 70 e che oggi può diventare nuovo motore di sviluppo per tutta la regione. Se il 51% delle bellezze del mondo sono in Italia e se il Veneto è in qualche modo la culla di queste bellezze, almeno per quanto ci riguarda nel nostro cuore, questo sentiamo, Venezia, le nostre montagne, se la voglia di concorrere a questa bellissima idea che è Venezia, il Veneto, capitale della cultura 2019, ma se poi per il paesaggio, questa idea del centenario della Grande Guerra, le nostre montagne, i nostri fiumi, i nostri laghi, ma anche la nostra Venezia rispetto alla Grande Guerra, saranno valorizzate, meglio cornice di oggi non c'è. E dato che nelle prossime settimane verranno organizzate 7 iniziative di confronto con il territorio sul piano territoriale regionale di coordinamento, le fotografie selezionate ed ora esposte ad Arquà Petrarca costituiranno una mostra itinerante per aprire una finestra su quello che potrebbe essere il Veneto del futuro.